Buongiorno e ben ritrovati, Lavarino del 18 novembre, vediamo un pochino la nostra stramba rassegna stampa, cosa succede, bellissimo, Repubblica, la Calabria, commissari in fuga, Conte, la colpa è mia, di chi se no, ma andiamo ai nostri quotidiani invece del nord-est, compreso il Piccolo, poi ho visto anche i dati di ultime vendite, ne parliamo, sperando insomma anche di aumentare la sensibilità dei lettori. Ricoveri, primo segnale positivo, questo per quanto riguarda il Veneto, perché c'è stata una leggera flessione, poi è chiaro che sono comunque aumentati, ma è un primo segnale di quel famoso plateau. Andiamo a vedere per il gruppo G, scegliamo la tribuna, anche perché ci sono cose importanti che sul fronte criteri. Zaia, 100 morti in un giorno, a Treviso 21 vittime, 384 contagi, poco sopra sotto vedete ancora il drive-in cosiddetto per fare i tamponi. Ci sono ancora cose importanti sul tampone fai da te, sul salivare, tra poco ne parliamo. Cosa resta dopo? Il Corriere del Veneto. Ieri avevamo ospite Marco Bonet, con il quale abbiamo cercato di carpire novità anche sul fronte del futuro della Lega dallo speaker della maggioranza e consigliere regionale Alberto Villanova, ma insomma su questo poco si sa, ma capiremo molto del futuro della Lega da chi sarà il nuovo segretario. Record di morti, ma il picco si avvicina, questo è il dato. Poi oggi c'è la conferenza stampa di Luca Zaia alle 12:30, come sempre. Per quanto riguarda le novità, un paio di cose. Ieri, sapete, abbiamo raccontato l'incontro delle regioni con questa lettera che poi hanno inviato al governo per dire: guardate che i 21 criteri sono una cosa pazzesca, è meglio averne 5, terapie intensive, quanti tamponi si fanno, quante persone fanno il contact tracing, sono a disposizione, che occupazione c'è appunto delle aree mediche, i reparti, che occupazione c'è delle terapie intensive. Questi sono, almeno a senso da uomo della strada, dei criteri che ha senso davvero scegliere per capire se una regione deve stare in una condizione o nell'altra. Attenzione che questo weekend arrivano di nuovi colori, già ci sono altre regioni che rischiano di finire in zona rossa, Puglia, Liguria, Basilicata, insomma bisogna capire che cosa succede. Alla fine, noi l'abbiamo detto all'assessore Lanzarin, che era ospite ieri sera a Ring: guardi assessore, che speranza. Ha detto: bellissimo questo incontro con le regioni, utilissimo, siamo a disposizione per trattare, ma i criteri sono 21, cioè come dire, da lì non ci si muove. A proposito, ieri abbiamo domandato al pubblico, quasi 2600 telefonate a Ring per il sondaggio, se si fidano del tampone fai da te. L'abbiamo chiesto anche un po' alle persone per strada, ieri con i nostri Vox, eccetera. Bene, l'87,4% di chi ha risposto al sondaggio di Ring dice sì, credo al tampone fai da te, e quindi è una cosa utile per riuscire a fare un'attività di screening maggiore e quindi insomma rispettare poi questo dettame, perché il problema qual è? Che se sei positivo e l'hai fatto col tuo tampone fai da te, a quel punto devi restare in isolamento. Cioè, è qui la fiducia, diciamo, che ci deve essere. È chiaro che anche, l'ho già detto, se fai il tampone molecolare ti dicono che devi stare a casa, poi puoi non rispettare questa indicazione, tant'è che ne hanno beccati tanti. Però insomma, molti più tamponi con il fai da te. E attenzione, perché ieri sera ci è arrivata un'altra segnalazione da una telespettatrice che dice di essere stata chiamata da qualcuno che ha detto: vuoi il tampone fai da te? Vieni, ce l'abbiamo noi. Questa cosa ancora, per carità, può trovarsi in commercio, non so, ma non è ancora stato ufficializzato, non è ancora stato commercializzato, non c'è ancora la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità per tramite poi il Ministero e via dicendo. Quindi questo è quello che ci sentiamo di dire: occhio all'eventualità del rischio truffe. Questo, mi raccomando, è molto importante per chi poi ci segue. Record dei morti in Veneto, l'ho detto, ma è dalla mattina di ieri sulla mattina del giorno precedente. Invece ieri nell'intera giornata erano 64 i morti, con i primi timidi segnali, come dicevamo, sui ricoveri si riducono. Addio l'ospedale del Qatar. Guardate, questa vicenda è incredibile, perché l'abbiamo raccontato poi tra l'altro con un'intervista in servizio inchiesta di Guido Barbato settimana scorsa. Guido, non se ne parlava da mesi, è andato
a Schiavonia, fuori dall'ospedale di Schiavonia, così come in Basilicata c'è il famoso ospedale del Qatar che doveva salvarci, grazie amici del Qatar. Benissimo, cosa fanno? Mandano questo capannone, quindi praticamente abbiamo la sagra, il capannone della sagra degli Osei, come quello della sagra del Socco, la sagra delle giuggiole, il capannone. Abbiamo questo capannone bellissimo, grazie amici del Qatar, con i vostri miliardi in petrolio ci mandano il capannone. Questo capannone fantastico è da mesi, per il quale chiediamo a Zaia, scusi come siamo messi? Ma resta qui, devono capire, devono ancora mandarci le cose, gli allestimenti, era donato dal Qatar nel momento di maggiore disastro, ovviamente nella prima fase dell'emergenza a marzo-aprile, e sembrava che ci aiutassero, che fosse veramente una mano dal cielo. Il signor Abdulaziz bin Ahmed al-Malki al-Genani, ambasciatore in Italia del Qatar, Abdulaziz bin Ahmed al-Malki al-Genani, dice che non era previsto l'allestimento. Vabbè, grazie davvero. Cioè, quindi ci hanno mandato il capannone delle giuggiole che noi potevamo benissimo trovare ovunque, appunto alla sagra di Arqua Petrarca o al Socco o a quella degli Omeni, cioè potevamo trovare ovunque un capannone per la sagra, ma l'allestimento ce lo dovevamo fare da soli. Quindi lui praticamente tutto i letti, il macchinario e tutto il resto non era previsto, quindi ce lo dovevamo comprare. Allora che senso ha? Tant'è che poi Guido Barbato ha fatto vedere settimana scorsa come ci sia l'erba che cresce, bellissimo, qua si potrebbe citare Celentano dentro al capannone delle giuggiole del Qatar. Gli allestimenti non erano previsti e così il Veneto ha deciso di iniziare a smontarlo e utilizzarlo per i drive-in, che forse ha ben più senso. Grazie davvero al signor Abdulaziz bin Ahmed al-Malki al-Genani per il suo capannone delle giuggiole per il Veneto e anche per la Basilicata. Covid Hotel, ci sono 16 strutture, già detto, insomma, vengono presentate al commissario Arcuri, una per ULSS, ma in realtà sono più di una, come vedete dai numeri, nel Veneto, quindi saranno quelli che serviranno a ospitare chi non può fare gli ultimi giorni magari di terapia, di positività a casa per motivi di ampiezza dell'appartamento, di convivenza con altri, insomma anche per categorie sociali da soccorrere. La Calabria, la figura di Tolla, non dico altro, più colossale di questo governo, speriamo sia risolta. Abbiamo un commissario, 3 commissari in 10 giorni, in realtà sono già 4 perché anche Gino Strada potrebbe non c'entrare più nulla. Il primo che non sapeva che doveva fare il piano Covid, il secondo che dice la mascherina è una cazzata, devi infilare la lingua nella bocca di qualcun altro per 15 minuti per contagiarti, evidentemente se n'è andato pure lui. Il terzo ieri che doveva, amico di Conte, del premier Conte, che ha detto che la moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro e quindi la verità è che forse lì nessuno vuole mettere le mani, là dove non presentano neanche i bilanci. Ieri purtroppo c'è stato un record di contagi e molte terapie intensive. Sul Gazzettino ancora vi consiglio invece una cosa, il protocollo CTS, ma già questo ne abbiamo parlato varie volte già su vari giornali. Il paracetamolo viene indicato per i sintomi febbrili, gli antinfiammatori se il quadro clinico del paziente inizia ad aggravarsi, i cortisonici sono in emergenza per evitare di aggredire il sistema, no antibiotici se non ci sono sovrainfezioni batteriche, eparina per le persone che hanno difficoltà a muoversi, non modificare le terapie che il paziente prende per patologie croniche come il diabete o altri disturbi cardiovascolari. Questo è importante, leggetelo insomma se avete piacere sul Gazzettino di oggi. Sul gruppo Gedi invece ancora nella Tribuna si parla del che cos'è la CGA e i dati, ancora l'obiettivo di centrodestra in Parlamento di ampliare i 5,6 miliardi di ristori attuali per un Veneto che ha perso soltanto lui 25 miliardi nei vari lockdown o chiusure, come le vogliamo definire. Siccome i 5,6 miliardi sono per tutta Italia nei ristori, è chiaro che non bastano, allora chiedono diamo molti più soldini, perché le difficoltà sono veramente tante su questo fronte, quindi a equiparare una zona rossa nei ristori. Sapete, i 3 assessori di Luca Zaia positivi, quindi oltre alla vicepresidente Elisa De Berti anche l'assessore al turismo Federico Canere e al bilancio Francesco Calzavara. Questo è tutto, ci vediamo domani sera con Ring
su Tele 4. Novità importanti che per i test salivari è una linguetta che si mette in bocca e basta quella, e l'Università di Padova l'ha testate con oltre 8.000 test, ora anche l'Università La Sapienza lo voleva fare. Un premio al senatore Girotto, l'ospite più duraturo, diciamo, di Ring. Evidentemente ieri sera non aveva voglia di parlare con noi e quindi, insomma, in pochi minuti, mi dispiace non volesse abbassarsi al nostro livello, e quindi in pochi minuti ha lasciato Ring. Ci vediamo domani sempre con Lavarino, poi sul sito ferdinandovarino.it, domani sera Ring a Tele 4. Ciao, buona giornata. Saluti al Qatar.